Allora, Sindaco, ripartiamo un po' con lei. Tasse, tasse, tasse. E adesso arriva l'intasamento, no? L'ingorgo. Come siete messi? Beh, allora a dicembre avevo fatto una letterina in cui spero mi lasciate passare il termine Veneto Tasi, cioè paga e tasi, proprio nel vero senso della parola. Purtroppo la Resa incondizionata. resa Cioè, incondizionata, resa quasi incondizionata. incondizionata. Cioè, ha dovuto arrendersi. Purtroppo sappiamo perfettamente che le entrate adesso dei comuni sono date da due cose, gli oneri e la tassazione. Oneri vuol dire nuove costruzioni, ma col momento di crisi nuove costruzioni non ne abbiamo. E tassazione. E tassazione è il punto dolente perché purtroppo non si può chiedere alla gente di più di quello che ha, quindi non vogliamo chiedere, anche questo è un altro termine che spero mi lasciate passare, il sangue alle persone. Noi come in campagna elettorale mi avevano chiesto di promettere di mantenere al minimo la Tasi e tutte le aliquote fiscali possibili e immaginabili. Io ho risposto che la nostra campagna elettorale era basata su una frase, nessuna promessa che non si può mantenere. Spero che non dovremo mettere mano a nessun tipo di aliquota perché comunque andremo a mettere i nostri cittadini in difficoltà, però questo non può essere garantito perché un bilancio è Ecco, semplice. allora spieghiamo una cosa, un comune come il suo, dopo come anche il suo, in modo che anche la signora e altri che so che ci ascoltano e che hanno difficoltà. Che cos'è che ha bisogno? Perché più soldi un comune? Di che cosa ha bisogno? Cosa deve fare? Perché allora la risposta viene cioè la domanda viene automatica. Se io a un certo punto ho bisogno di servizi e questi servizi non mi vengono dati, se ho bisogno dell'asilo nido per il bambino, ma devo pagarlo perché per una serie di se non c'è, se il servizio per gli anziani, la badante me la devo pagare, se devo pagare tutto, che cos'è che mi deve il comune? Il lampione con la luce, ma magari molte volte è anche spenta o non è sufficiente. Che cosa fa il comune? La buca che magari resta lì. Uno vuole capire perché Sì, servono più soldi. allora, come ha detto lei, il comune eroga dei servizi e i servizi spesso costano. Ad esempio, l'asilo nido, quota parte lo paga il comune e quota parte lo paga l'utenza. Il trasporto scolastico è un servizio, ad esempio, che noi nel nostro comune abbiamo e molti altri comuni non hanno e questo è un servizio che viene pagato. L'illuminazione pubblica si vuole rinnovarla e sistemarla e anche questo è un servizio che viene pagato. C'è tutta una serie di servizi che vengono erogati al cittadino che nei piccoli comuni di solito funzionano perché sono quei servizi primari che vengono dati alle persone. Quali altri ci sono? Beh, oltre a questi, ad esempio lo sfalcio del Nell'erba? verde, dell'erba, abbiamo la biblioteca comunale, abbiamo tutta questa serie abbiamo delle attività del sociale come l'ascolto psicologico e quindi alle persone, quindi tutti questi servizi che vengono dati anche alle varie associazioni, i sostegni alle associazioni sportive, sono tutte cose che vanno che sono all'interno del bilancio comunale. Qual è il problema, secondo il mio punto di vista? Non è il comune di per sé, perché il comune funziona. Il problema sono gli enti superiori al comune, sono quelli Che chiedono al che, comune di che versare una quota. ci danno le maggiori spese. Abbiamo tantissime tasse che vengono pagate al nostro comune, che vengono date agli enti superiori o addirittura al Parlamento e tutte i vari enti e organi superiori. Secondo me il comune di per sé, i comuni funzionerebbero meglio se dovrebbero dare meno soldi di quelli che hanno già alle altre sovrastrutture. Si dovrebbe mettere mano sicuramente agli organi superiori, quindi province, regioni e Stato. Là abbiamo grandissimi, la macchina è molto più ingolfata e là si dovrebbe mettere la mano, non sui piccoli comuni. Se si mette la mano sui piccoli comuni si mette in sofferenza i propri cittadini. Assolutamente. Lei cosa dice? Beh, concordo con quanto affermato dal collega, aggiungo
che l'auspicio credo che abbiamo in comune è che finalmente presto o tardi arriveremo ad un'autonomia in positiva, e lo speriamo, perché il pensare di fare il sostituto d'imposta allo Stato come facciamo attualmente è ormai un ruolo che non ci sta più bene. È un ruolo che non ci appartiene ed è un ruolo che in futuro non vogliamo più avere. Io credo che sia assolutamente importante che i cittadini si rendano conto che ciò che sborsano rimane nel territorio, e in questo momento questa equazione non è più. In questo momento sappiamo che parte delle risorse che il comune chiede, che il sindaco chiede ai cittadini, perché poi alla fine la faccia ce la mettiamo noi, e prende un'altra strada. Allora io penso che nei comuni come i nostri, che sono comuni virtuosi, che hanno un equilibrio finanziario proprio, che erogano dei servizi di qualità, il collega prima ne citava alcuni, mi viene in mente anche la raccolta differenziata dei rifiuti, che è anche un altro servizio fondamentale. Io credo che questi comuni meritino di avere una loro vita propria e di poter camminare con le proprie gambe. Pensiamo che a tutta la ricchezza che viene prodotta nel territorio, di questa ricchezza a noi ne resta veramente, restano le briciole. Tutto il resto prende un'altra strada. Io penso che questo non sia ormai più accettabile, e mi auguro veramente che si vada anche con questo governo nella direzione di una maggiore autonomia da parte dei comuni, come peraltro recita anche la Costituzione. Beh sì, infatti, però se vogliono mettere mano ad alcune autonomie, o che so io, il titolo quinto, ai noi. Per quel che riguarda il patto di stabilità, sarebbe necessaria una maggiore apertura, o per i lavori che sono richiesti, non so se le scuole è stata un po' la prima voce che il governo Renzi voleva affrontare? Beh, senza dubbio, come anticipavo prima, il patto di stabilità sta diventando Cioè lo sentite anche voi pesante? sì, una tagliola che mette in difficoltà proprio l'erogazione dei servizi del comune. Mi auguro che ci sia un'apertura nella direzione di un allentamento, almeno per quelle opere che sono fondamentali per la comunità. Si citavano le scuole. Per fortuna noi a Bressanvido abbiamo una situazione di strutture scolastiche buona, abbiamo una scuola primaria che ha 10 anni di vita. Quindi non avete da fare chissà che interventi. Ecco, abbiamo una scuola dell'infanzia che è stata ristrutturata lo stesso circa 10 anni fa, e quindi siamo fortunati in questo senso. Abbiamo fatto queste opere, abbiamo sistemato queste opere quando ancora lo si poteva fare. Però ci sono delle opere di cui la comunità ha ancora bisogno. Noi adesso stiamo procedendo con la realizzazione della nuova piazza, del nuovo centro civico, diciamo. Abbiamo bisogno di spazi per la comunità, anche per poter sviluppare una vita di comunità, che sono ancora carenti, e però ci troviamo appunto a dover affrontare questi limiti imposti dal patto, che impediscono, pur avendone le risorse, di appunto realizzare queste opere, che sono un segno di crescita per la nostra comunità. Quindi avreste i soldi ma non potete spenderli. Per voi? È praticamente la stessa identica cosa. Vale per tutti. Il fatto è una cravatta che ti stringe. Tu hai la possibilità, a fine anno hai magari anche un avanzo di amministrazione, non lo puoi spendere, resta là. L'unica cosa che puoi fare con l'avanzo di amministrazione è pagare i mutui per le vecchie opere, e quindi ai noi, niente da fare. Non riesci a fare niente. Mi pare che ci sia una telefonata, anche se so che siamo in chiusura. Pronto? Buongiorno. Sì, prego, buongiorno. Dove chiama? Mi chiamo Michele, io sto chiamando da Belluno. Sì, prego, signor Michele. Io sono un imprenditore, chiedevo ai sindaci se possono fare una proposta a livello regionale. Relativa? Io ho aperto una casa chiusa giù qui in Carenzia. Sì. Una casa? Una casa? Una casa chiusa. Ah. Allora, in questa casa chiusa stanno lavorando delle persone della Carenzia,
e il comune prende i soldi e mi ha agevolato per aprire, Sì. e a tutto personale straniero. Io sarei contento di aprire in Italia, che Non si facesse può. una proposta il comune e il governo di aprire le case chiuse, ci sarebbe un grande introito per i comuni. Vabbè, ma qui entriamo in una questione che non è dei perché su sindaci. ogni camera affittata il comune prende 160 euro al giorno qui giù in Carinzia. È un business, c'è da lavoro per le donne e per gli uomini. Vabbè, lo so, però ci sono altre questioni che non riguardano tanto ma lo so, l'amministrazione comunale. Qua si ma parla scusi. proprio di legalizzazione. Legalizzazione in principio legalizzazione- anche Costituzione, cioè vabbè. sono Ascolti, voglio dire una cosa, Dica. perché siccome ci sono molti stranieri che sono senza donne e molti uomini italiani che fanno fatica ad andare dalle donne, almeno stanno tranquilli, non ci sono in giro delinquenti, molestatori, violenza sulle donne, questa è una cosa utile per gli uomini, Va bene, guardi, non è di competenza dei sindaci, comunque ma io dico ai sindaci accogliamo che- ha capito? la sua idea. Anche per i preti che sono pedofili, almeno non ci vanno più a molestare i Beh, bambini. lasciamo stare. Allora, la ringrazio comunque del suo contributo. Mi sa che noi siamo in chiusura adesso di trasmissione. E un'ultima cosa, quale sarà un'iniziativa che per lei che intraprenderà in modo importante subito e idem lei? Noi vogliamo subito dare una mano più possibile alle famiglie, ai giovani e agli anziani, quindi iniziative soprattutto basate sul sociale. Sociale. Voi? Beh, chiaramente il sociale adesso la fa da padrone, quindi massima attenzione alle situazioni più disagiate e di fragilità presenti nel territorio. Grazie ad entrambi, grazie alla collaborazione all'Anci del Veneto, grazie a voi di averci seguito e noi naturalmente ci ritroviamo domani. Grazie.